Si è svolta a Ravenna nella mattinata del 22 novembre la 10ª edizione del premio Guidarello Giovani, vinta dalla seconda A del liceo Torricelli Ballardini di Faenza con un blog sul lavoro degli ormeggiatori del porto di Ravenna. Una manifestazione arricchita dalla presenza di Fabio Zaffagnini, ideatore di Rocking 1000, Maurizio Massari, responsabile del settore giovanile del basket Ravenna, il giocatore americano in forza, allora sì Ravenna, Derek Marx, il presidente di Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna Gianluca Guerra, il presidente della piccola industria Maurizio Minghelli e Mauro Samaritani, presidente del gruppo Ormeggiatori. Gli altri premiati di questa 10ª edizione: l'articolo scritto è stato vinto dalla quarta G del liceo artistico Nervi Severini di Ravenna con un testo sull'impresa vinicola Montanari, mentre il miglior video è stato quello della quarta liceo artistico Volta Fellini di Riccione sul gruppo di moda AF di San Giovanni Marignano, visibile sul canale YouTube dell'Associazione Industriali. Il premio speciale Sostenibilità d'impresa è andato alla quarta A AFM dell'Istituto Superiore Politecnico di Lugo con un elaborato sull'azienda Eurova. E infine il riconoscimento speciale sulle reti di impresa è stato assegnato alla classe quarta A dell'ITC Ginnani di Ravenna con un testo sull'azienda metalmeccanica Dosi di Fusignano. Quale esperienza da portare a questi ragazzi? L'esperienza che portiamo è quella di Rocking 1000, un'avventura partita per gioco con l'obiettivo di portare una grande rock band americana a Cesena. Quello che era un gioco all'inizio è diventato un'impresa vera e propria e quindi la mia testimonianza e l'incoraggiamento che voglio dare a questi ragazzi è quello di credere nei propri sogni, nelle proprie passioni, lavorare tanto, però inseguire anche il divertimento in quello che si fa, perché se non ci si diverte è difficile tirare fuori delle belle idee e avere anche le motivazioni per portarle avanti. Quindi da un'idea, da un sogno, da una passione può nascere anche un business? Sì. Nel nostro caso è stato assolutamente inaspettato, nel senso che inizialmente Rocking 1000 era un gioco a tutti gli effetti, poi la cosa è cresciuta a dismisura e adesso è diventato il mio lavoro principale e il lavoro di tante altre persone che mi aiutano in questo progetto. Cosa ci sarà quindi nel 2017 per voi? Stiamo lavorando tanto, uscirà un disco con Sony Music, uscirà un documentario e stiamo organizzando altri eventi. In questo momento è tutto un po' in alto mare perché stiamo costruendo il progetto, ma vediamo quello che succede. L'idea di portarli in giro per il mondo? Questa sarebbe una delle idee. Portare un progetto fuori dall'Italia non è facilissimo, serve un sacco di impegno e tante risorse, ma siamo fiduciosi di riuscire. Ancora una volta il premio Guidarello si dimostra una grande manifestazione attesa dai ragazzi con dei risultati molto buoni. Sì. 10ª edizione, un compleanno importante, un Guidarello Giovani che si rinnova di anno in anno. Quest'anno per la prima volta abbiamo anche la partecipazione di una classe non di Ravenna ma di Rimini, questo grazie alla fusione che c'è stata tra le due territoriali. Dei premi da un certo punto di vista anche inaspettati, perché abbiamo il premio testuale a un ottimo lavoro fatto dai ragazzi del liceo artistico, il premio assoluto, il vincitore assoluto al lavoro fatto dai ragazzi che hanno visitato il gruppo Ormeggiatori, una società difficile da descrivere, che però evidentemente ha ispirato e ha consentito di raggiungere il premio assoluto, quindi un premio che ogni anno stupisce e ogni anno si rinnova. Sempre più Romagna, sempre più una collaborazione fra Confindustria, Gruppo Giovani e Piccoli. Sì, un premio importante che ci dà modo di sperimentare, migliorare di anno in anno quelli che sono tutte le collaborazioni che all'interno di Confindustria Romagna sono in essere, che l'anno prossimo sicuramente vedranno una partecipazione ancora maggiore della componente riminese e che sicuramente sarà ancora più entusiasmante di quest'anno. Gianluca Guerra, soddisfatto di questa edizione del Guidarello Giovani? Moltissimo, moltissimo, perché c'è stata una grande attenzione da parte di tutti, abbiamo avuto delle ospitate incredibili, quindi Fabio Zaffagnini di Rocking 1000, i ragazzi del basket Ravenna, tutta la platea era super attenta e super concentrata, quindi direi che mi permetto di dire che è una delle edizioni più riuscite, avendone viste la metà di quelle che abbiamo fatte degli ultimi anni. Dimostrazione anche che i giovani, non proprio di terza, quarta, quinta, anche quelli più giovani possono vincere. Assolutamente, una sorpresa incredibile, soprattutto quella della terza, perché
si pensava comunque che avessero partecipato giustamente per invito e per onore di partecipazione, invece hanno fatto un lavoro incredibile a dimostrazione del fatto, l'ho detto diverse volte, continuo a dirlo, che parte tutto come un disimpegno delle attività scolastiche e invece finisce per quello che deve essere, cioè un grande impegno per comprendere l'azienda e per andare a fare dei reportage di grande qualità. Complimenti. È stato detto che naturalmente è sempre più romagnolo questo premio con Ravenna e Rimini, ma le prospettive quali sono? Sempre più presenza in aziende grandi, piccole, tutto l'insieme deve essere sviluppato? C'è una cosa fondamentale, Confindustria dopo la fusione ha un vantaggio, il vantaggio è quello che se prima l'associazione era vicino alle grandi imprese, alle medie imprese, alle micro imprese, oggi Fusa sarà ancora più vicina e ancora più presente nelle grandi imprese, nelle micro imprese e nelle piccole imprese. Quindi certamente sì, il Guidarello è uno di quegli asset fondamentali per l'associazione, ci permette di essere non solo vicino alle attuali generazioni di imprenditori ma alle future generazioni di imprenditori, e l'auspicio è quello che si realizzerà a partire dal mese prossimo quando si ricomincerà a lavorare, è che il premio sarà esteso a tutte le aziende romagnole e a tutte le classi romagnole. Il premio Guidarello Giovani ha coinvolto quest'anno circa 470 studenti di 14 istituti scolastici che hanno visitato una trentina di aziende del territorio romagnolo per realizzare gli elaborati. Una bella emozione vincere il Guidarello? Certamente, è un'enorme emozione. Non ce la saremmo mai aspettati, veramente. È il primo contatto con le aziende, cos'è significato per voi? Beh, certamente è importante perché ci permette di vedere un mondo cui noi non ci eravamo mai avvicinati prima. Ritengo che sia stato importante per noi, ma sia importante comunque per tutte le classi che hanno partecipato a questo concorso. Avete visitato un'azienda un po' particolare che fa un lavoro un po' strano, quello degli organizzatori del porto. Sapevate, li conoscevate, che cosa avete imparato? Abbiamo imparato veramente molte cose perché non la conoscevamo, ma in realtà abbiamo notato che anche gli abitanti di Ravenna in primis non la conoscevano ed è veramente un peccato perché svolge un ruolo veramente importante in tutta la provincia. Perché avete scelto il blog per raccontarla? Perché pensiamo che sia il mezzo più adatto per esprimere, per raccontare anche la nostra esperienza. Comunque ci avvicina di più a un pubblico che potrebbe conoscere meglio questa azienda.